Manco c'è sì settembre, che ci viene a Brescia di inchianare in villeggiatura e a mia ma aumentano i travagli. A mia mo dice cara Graziella, ogni sera ci sono visite paro paro e a mia non mi resta tempo manco da impoverare i rosi. No, poi, gli hanno tutto caldo, gli amici di miei paciuni. Vengono da città e che scusa di picchiare su frisco, quasi ogni sera si pigliano magari un muzzuconi. Graziella, prepara perché gli amici si fermano a cena. Tu fissa che Don Pasqualino paga e io lavo montagne di piatti. Attenta che rompo così. È meglio, così te lavo più picca. E che sta a dire io? Donna Lucetta, mia paciuna, appena sarò sbiglia a modina, voglio trovare un capo sopra, un terrazzo scopato, i ciuri impoverati e la cerduzzo cuponnato. Come sai io la sera mi cuccaste prima di da. Adicchi, a donna Mariannina una mettevo. Certe matine la sderubare do letto per poter sbarazzare a casa, a non che mi facesse fare menziano e io non metteria una pignata sopra. E meno male che si trovava ad un tontolo di Don Pasqualino. Oh, ma l'hanno assai vita. Certo, si picchiamo i soldi e pigare ricevuttavo. Ah, ma in coscienza Don Pasqualino un uomo buono. Certe volte magari troppo buono. Ma mai più buoni mia. E che c'entri ora tu in questo discorso? È che per me è l'unica consolazione, è l'unica soddisfazione. E che mi trovo qua in villeggiatura vicino a Dio. Ancora tu questa fissazione. Quanto vado te l'aiutito che te la luare? Io voglio restare schietta. E poi non è cosa. Non è un caso. E non è cosa do. E perché? È la prima volta che un picciottello schietto si dichiara una picciotella che ci piace. Non è stato e non è. Ci sono sì e ci sono il resto. Me ne vai io con fare, ti saluto Raffaele. Ma vedi quanto è pezzuta. Ma poi dico che mi trova, che sono un partito di tare. Ma fossi era incazzata di fatte sue, si scontò con me. Ah, ciò che ci succede, io sto aiutata, mamma mia. Sei pazzo, va, così pazzo. Cucina, io in tutta mia vita non avevo visto mai una cosa più sballata di questa. E fatta da torta ad ogni carattere. A mia? E perché sei lecito? Ma scusa, ho zio Leonardo, ci feci che ricetta di scorsi? Qualche cosa in te lettere ci facesti capire tu e tuo marito. No, ma dopo che non si stia tanto. Così ho ordinato l'atto dell'America, che Leonardo, tuo marito, sai a sposare per faccio con me sordo. Ma come tu sai, Leonardo faceva l'amore con me di tanto tempo. Quante cose non avessero successo. E quante menzogne non si avessero detto. Se Leonardo, tuo marito, si avesse ammalatato come sono Marannina. Senti, ogni cosa è destino. Ma poi cominciamo a dire la verità do vecchio astrologo di Don Francesco. Se chi tu sa la verità, ne leva le segne mensili e i case franchi. Ah, che belleggiatura! Io Leonardo! Li potevo mettere a travagliare! Ma adesso mi canno solo pozzetti. A proposito, sì, tu vecchio se ne accorgi sto imbroglio. O sai che succede? Che mi chiude i fontanelli, ne finisce con cagna e buonanotte. Signora Lucetta, buongiorno. Sempre bella lei. Da un po' la peso. Che? Come andate? Ditemi, la signora Mariannina, la novella sposa, che dice? Come sta? E Don Pasqualino? Io in ta campagna per spiegare certe affari. Mentre la novella sposa sta dormendo ancora. Nella strada la donna, che vuole che questo canto da cerchio, fresco da matanata, a ognuno, non ce ne viene quando si alza a letto. Specialmente quei contenti e felici come la vita. Nota, ma da giocando, ta campagna, ma che sa fare? È giusto. Vedete, in città c'è il lavoro, gli affari, tutto il tempo quello che non sono, e cosa peggio, i telefoni. Ma si può finire vecchio, non può più. Che? La campagna è un'altra cosa. E c'è la guida, la distensione, il dolce far nulla.
E Don Leonardo, non è? Magari mio marito è fuori, chi aveva bisogno di qualche cosa? Di niente. Quindi passava per di suora mi fatto una briscola con gli amici. Ma vedo che non è manco caso di parlare. Notaro, Sì? non so pigliare solo due bicchieri di acqua con l'anici? Sì, grazie. Ma lei come ce l'ha vista più? Da un po' la pena. Che? Un salario che tu. Che vi posso dire? Che c'è Mariannina? E salutiamo la signora Mariannina, una bella e fresca sposina, alla quale auguriamo tutto il bene che il suo cuore desidera. Grazie notaio, accetto gli auguri come usciti dalla bocca di un padre. Di un padre, diciamo di un fratello maggiore. Lei lo sa benissimo, io, una poveretta era, figlia di un galantuomo cascato in bassa fortuna. Ma da quando morì mio papà, restai su per spalle da mio frate, per pieno, che da semplice commesso di un negozio non mi poteva mantenere come avevi abituato papà. Vero, ma un necessario non ti manco mai. Questo è vero, ma ho dovuto abbandonare gli studi e ho spisso una sua mamma al primo piatto. Perciò quando si presentò Pasqualino, il ricco proprietario terriero, me lo sposai per togliermi dalla miseria. Che altro potevo sperare? Un marito ricco e che mi adora. Sì, ma è che l'hanno assai, E non ci fa niente. Non ci fa niente perché l'apprezzo per la bontà che ha e lo stimo assai per l'amore che mi porta. Un cielo mi vanno e la terra non parlo. Stavo per parlare, signora Mariannina, è una fortuna che si merita, perché lei è tanto buona e caritatevole, specialmente con Don Pasqualino. A proposito di mio marito, stamattina io presto in campagna e sono già 10 ancora non ci torna. E te sei gelosa di Don Pasqualino? Scusavo, giù robo. Gelosa no, ma a chi vota potessi fare pure brutti pensieri. Ben detto. E non si lascia sola per tanto tempo una moglie giovane e bella come lei, e dopo appena 2 mesi di matrimonio. Ma è vero, i signori ci fanno pane con una vidente. Oh, basta, non malagnate inutilmente, cai, sta una cavata a scecco. Picca Pasqualino mio. Ho visto da finestra, sta attaccando scecco. Grazie. Ma dico io, ma con tanti soldi che hai, ancora con scecco capito? Perché non si carta una mano? Perché dici che non voglio essere infettato del progresso? E chiamatelo fissa. Gioia da me vita a caso. Ha cominciato a stare in pensieri. Giuro che ha mancato ma farei un uccello. Come si parla? Ma pensato? Ogni minuto, E io pure a ogni passo tu. ogni passo di notario. A ogni passo tu sceco. Certo, tanto è la stessa cosa, è vero. Notaro, io non parlavo da lei. No, parlava in auto, scecco. Non può lo fare, magari la vuoi, ma... Notario, la va a scusare, è sempre un chiavento parlare. Io parlavo tu me sceco. E va bene, ma decidimi una cosa. Ma perché non puoi cattare la mano? Veramente usavo Notaro, io sogno contrario a sti cose. Però, per l'amore da Mariannina, andai a scuola guida. E fece pure l'esame. Ma non bocciato si può, però non capisco perché. E forse l'ho capito io, Don Pasqualino. Hai visto a studiare che io sai al posto del... E che ne hai messo? Ma discussioni. Non notare. Sta briscola. La facciamo tutta la boca voce, notte. Buona l'idea, meglio, Va bene, io vengo allora. Da mangiare, lo saggio. Caro cognato, tu hai sempre pronto lo spottone nero, guardi, approfitti delle mie necessità. Ma io li voglio bene lo stesso. Sì, Don Pasqualino, vi saluto. Nuda! Che sta facendo? Allora noi la sposa porchi miei omaggi, Don Ma Pasqualino. ora siamo a settembre, non tornassero a usare, non so sapere. Ma Pasqualino, notare è tanto gentile. Sareste gelosi di un vecchio amico.
Non si può sapere mai, notaro. È sempre spassoso voi, signora Mariannina. Avete sapere per restare solo muttia? Notaro? E per restare da serio. Che dici Pascalino? Che ho notato sull'annoio ora con Filippino. Lucetta? Lucetta, mi fai una cortesia? Voglio fatto un caffè di domanuzzi, però, ma sai, ma fare un caffè lungo e lento, a fosse come quasi studiato, capisti? Lento e lungo, vai, fammi questo bello caffè. Con tutto guardo faccio. Ma vai, ti dissi lungo e lento, mi raccomando. Ma non ti potevi fare io caffè che ci cerca sta Lucetta? Ma Mariannina, ma dopo fu famoso desiderio, vai. Pasqualino, non vuoi niente dopo sta sudata? Sai che facciamo? Scendiamo al giardino, lo mettiamo fresco e lo vediamo l'aperitivo. Ma io passasse direttamente a pranzo, sarà la tua presenza, sarà l'aria fina, ma mi sviluppa un patito, ma non da panna a mangiare. Pasqualino, non hai capito tutta sta Ma prescia? peccata, danaca, io fame, capisci, sì o no? Ti pigli qualche cosa e facciamo un sbottino caffè? Caffora. Ma guarda quanta gente che c'è, che c'è tutto sto vazio. E io quando mangio non voglio essere vadato, ma capisci, sì o no? Ah, ho capito. Finalmente, andiamo dentro da panna a mangiare. Alto là! Fermi! Facci qua! Aspettate! I lasci. Aspettate! Ma che non sti male, che facete? Scusa, così te ne parta tu. Cari cugini, è una fortuna Ma che ci tu sta bene fuori. la gialla, no? Ma chi hai? Che ti è successo? Chi hai a faccia che mi pare un mozzo? Se sapessi Pasqualino che tu come è successo? Una disgrazia. Disgrazia, parlando di disgrazia non è niente, peggio Pasqualino, Peggio. E parla. Parla. Aspettate Sì. che mi assento, Sì. quanto me lo dico. Basta che ti muovi. Come voi sapete, io di famiglia sono povero e in fondo è mio zio Francesco che mi mantiene. E sapete magari quanto ci teneva che un maestro mi ha dato a Mariannina, figlia di un suo strettissimo amico. Ieri me l'ha contato 100 volte. È bello tutti i siri, mi dice sempre la stessa cosa. Sì. Sapete inoltre che io facevo lavoro con Lucetta e non scusate parole di me zio mamma, dai. Poi, per non perdere i benefici che mi faceva mio zio, quando mi dai che feci? Ci scrivia una bella lettera dove gli dicevo che avevo esaudito il suo desiderio e non Lucetta, no, ma Mariannina in persona era mia moglie. E infatti ci mandava a dare una bella fotografia. E tuo zio ti assegnò 500.000 lire ho messo a casa villeggiatura e a casa franca a Palazzo. Sì, e poi ti mandava una bella lista, uno ti diceva che era contento della tua obbedienza e aveva fatto testamento tutto in tuo favore. Oh, ma allora sapete tutto voi? Ma come può essere? Come può essere? Mia moglie, Lucetta, lasciala stare che mi sta a fare un caffè di sua manuzzi. Sì, Quindi siete a conoscenza di ogni minimo particolare. di ogni cosa, da tutto, siamo ben informati. Bravi. Ma non sapete a parte ciucciaggi da Giamma? Cioè? Io ho seguitato a dargli a fargli intendere che la cosa camminava sullo stesso binario. E sicuro, dico sicuro che mai e poi mai mio zio si sarebbe mosso dalla lontana America, anche per le sue condizioni di salute. E tutto volava liscio come l'olio, fino a stamattina. Perché? Che succede stamattina? Perché di colpo persa pace e tranquillità. Stamattina, alla solita posta, al solito posto, non trovai come solo due scecchi. Tu rubaro? Che cosa? Uscì. Pasqualino, ma che fai, ti scherzi? Continua a parlare, Invece Leonardo. come solo due scecchi. A trovare sto molo. Pasqualino, ma tu pare che in questo momento di sgazzare? Ma che trovare? Non trovai né scecchi né volo. E che trovare? Chi sta? Chi sta? E chi? La Leccia. Ma Lincia. La Lice. La Liccia carica di veleno. Sentite ora la Liccia. Guarda che tu che c'è, guarda. Guarda che tu che E mi che dici? Che dici? Chicago che tu chi è? E chi è? Caro e amatissimo nipote, un desiderio che come in fondo al cuore da molto tempo la fortuna mi consente di realizzare. E chi è? E senti ora, senti che bello ora è.
Da circa un mese non accuso più le disfunzioni cardiocircolatorie che mi tormentavano. E chi? Ugoni. Col permesso del medico che mi ha una malanova, ho deciso di venire in Sicilia nella tua campagna per abbracciare te e la tua novella sposina. Arriverò a Fontaghello giorno 13, prossimo 21. Oggi. Oggi mi tratterò pochi giorni tuo zio Francesco. Capito? Questa è una tragedia. La mia disobbedienza mi conoscerà a cara. Chi buona mi serena e io me lo dice l'elemosina. Caccia da pensarci. Caccia da studiarci invece. Ma che ci volete pensare a studiare? Chi da appena arriva, trova a casa, trova Lucetta, invece di Mariannina, io portate è fatta. Lo sentiste Pasqualino? Lascia passare, stai pensando. Ho trovato. L'idea. Sai, che ci vuole una bella coda spicciata in terra, stennuta, affinata. Per fare? Quando viene lo zio, io tiro la coda, io sciuppa, cadi, sorrompo l'ossa, ho fatto un ospedale con ferite lacero confusi e come funziona l'ospedale sti tempi, tu a tuo zio che qua noi. E ci torna con scherzo. Tu sei brucicato. Sì, c'è scherzato. Oh Leonardo, se io ti vorrei aiutare, ti aiutassi con tutto il cuore. Ma poi davvero mi dici? Sì. Veramente stata facendo, aveva pensato una cosa, però non aveva coraggio, come tu dico, teneva Redegno, da mia. Però, vista tua bella intenzione e le fraterne parole, io... Che parla Leonardo? Pascolino, ma tu non vuoi bene? Certo, quanto vuoi là a dire? E allora, se non vuoi vedere distrutta la mia vita, se non vuoi la mia più totale rovina, se non vuoi vedere tutto aiutare a mezza lasciata, te lo togliere. Te lo togliere. Che dicisti? Non capi buono. Prestami a tua moglie! Allora capi buono. Sì, Pasqualino, finché io possa seguitare a fare il Signore e non essere desiderato da mio zio, ti supplico, prestami a tua moglie! Un capi, bene è carrozzia. Si sente pigliata per fissa. Te levo scecco, te serena. Ma perché non mi presta tu soldi? Non mi presta. Scusa, e dove ci sei messo? Con poco di buona volontà vede che c'è stato pure io. Tutto questo che facevi tu, paga, Leonardo. Ma che pare a fare? Se non avete capito l'assoluta necessità del momento. Pasqualino, io voglio e devo passare per marito di tua moglie. Io hai l'impressione che stasera tu vuoi passare per le mie mani, come lo fai invece? Pasqualino, calmati, da picchiare il criminale. Dopotutto, è un prestito momentaneo. Ma dove che frisca sta usa? E che ci stai prestando? L'ombrello o la bicicletta? Capisco, hai ragione, ma resta sempre una cosa, do poco conto. Da poco conto. Questo è un conto che non finisce mai. Pasqualino, dai quanta facci? Quali dubbi hai? Ma danno tanta faccia e tutti i dubbi possibili e immaginabili. Dico, ma volete capire che la moglie è più intima da biancheria personali e non si presta a nudo? Quindi tu allora neghi la mia amicizia? A sto punto ho trovato nego pure a mia mamma che mi finisce. E va bene, ho capito. E allora per mia non c'è più speranza. Mi vedo a mezza nasata, solo. Ok, quanto un pedacetto che avevamo dopo. Perduto, lieto e disperato. Disperato. Ma che sono queste parole? Sono ste voci, perché che da Leonardo? Ma che ne sa, dice che bene so zio, ce levo mulo, ci rubano scecco, ma cosa, non capite, va? Cosa imbrugliate?
Prezzi. A mortadella aumenta. Prezzi, rotto. Arriva. Arriva? Oh, io non ho capito niente. E tu non hai capito niente, perché pancia è stata mututa una gattonera. È successo che lo zio di mio marito, Don Francesco, in giornata sarà qui. Arriva con convinzione che ho malato tutto solo Marianina, la pistola. E come no? E questo è un problema. E senta, cugnato. Che? A me? Sì, senti. Tu che sei un cristiano a posto e ci tieni all'onorabilità del tesoro. Pensa che mi aveva detto Leonardo. Che per tutto il tempo che io sta qua, aveva diventato un marito della mia moglie. Ma che sono proposte che si fanno queste? Che sono proposte che si fanno? Che bella idea! Oh, questa è una suona intelligente. Oh, gran cosa fotusa, chiama l'uomo mambeluta. E già, che tu hai stato sempre a mangiare a trattamento. Sta fottente per natura, gli è debosciato. Cognato, come lo permetti? Come permetti? Senta, bandito, di cui è sta cravatta e sta camicia? Ah, che sono tutti due gentili prestiti. Io non ho prestato niente a nulla, né camicie né cravatte, e non voglio andare a fondo, perché sai come ti finisci, come a braccio davanti, con una mano da rete e l'altra davanti. Ma perché te ne vai sempre a te scusa? Perché, in fin dei conti, Leonardo ti ha chiesto una cosa fattibile. Come? E come? Fattibile! Senta, ma c'è stato modo perché se non mi scotto che se ne cognato per una seggiata con Basta, vi prego. Non lo toccate. Facete una gara da. Che ma chi dove venerdì, facete magari da. Ma Pasqualino, in fondo è un prestito. Pasqualino, cedi, dopo tutto è un piccolo sacrificio. Piccolo sacrificio? Questo è un calvario, è altro che piccolo sacrificio. Pasqualino, ma che può succedere? Che non può succedere? Niente, è che non potevo aprire una società responsabile della patata, una bella fabbrica di pettini. No. Ma senti, io che sogno moglie Leonardo di così. Io che sono un frate da me dico così. E io che sono marito da mozzina dico no. Ma che te gusta? Ma senti, è stato muto tu, È stato muto perché se no mi scordo che sei mio cugnato e ingegna con barova da famiglia. E vabbè. Allora, per mia non c'è più speranza. Vieni Lucetta, andiamo. Pasqualino se ne sta annoiando. Ma un'annata. Dove? Andiamo verso un letto di terra e un tetto di cielo. Non t'affliggere, Lucetta, farò qualunque mestiere, ma un pezzo di pane non ti mancherà. Del resto, noi siamo grandi e ne sappiamo adattare. Però pensa ai nostri figli, Gianci, ai nostri figli, piccoli martiri dell'incomprensione umana, perché dovranno soffrire la fame, il freddo, le privazioni. E tutto questo perché? Per l'ingratitudine di un compagno che per un piccolo sacrificio avrebbe potuto salvare tutto. Andiamo, Lucetta, il nostro destino ci attende. Aspetta, non mi farò buttare sul ramo sotto la coscienza per tutta la vita. Che compannano di poveri piccerini che come stanno a strada, stanno tutti. I piccerini. Oh, ma sono tuo figlio nonna? Ma potrebbero venire. Come te ne
a cui ci ho pronto pure tu, che mi ha fatto fare un malo cuore per mezz'ora, presso a sta cosa che piscioliamo a niente. Ti prego, Pasqualino, cedi, non essere un macigno. Un macigno dalla testa ti arriva stasera. Pensalla a venire nostro. Pasqualino, e cosa di nenti? Un piccolo messo. Tu stai modo che ti hanno tutto sopporto, eh? Pasqualino, se fai sto atto su buona volontà, usai tu che ti metti in testa. E come lo saccio? Un bello maricordo. Non è vero, no signore, è sbagliato. Ti metterai invece l'alloro dell'amicizia e tutti quelli che te conoscono e ti vedono diranno Come dirà Cristo? E chi che prestavo chiaro prima che passa? Ma in fondo, Pasqualino, è una finzione! Una finzione, è una commedia! Ma Pasqualino, senti, ma tu hai recitato mai? Veramente quando era caro su a fare gli sto, ma poi quando andai a fare un provino mi dissero vado in vacanza a bello che non è cosa tua. E allora questo è un momento giusto, perché questa sarà una commedia dove ognuno dovrà recitare la propria parte. Non capisci? Segui bene e capirai. Vedi, Lucetta, che è mia moglie, farà la governante da casa. E io che faccio? Tu fai un protagonista, la parte principale, colui il quale che conduce il gioco delle scene e regge i fili dei personaggi, che a loro volta gli fanno da spalla, da sostegno. Cioè? Un compare! Un compare? Sì, un compare di San Giovanni, sacro e inviolabile, l'amico di casa, l'amico che gode della massima stima e fiducia. Così puoi stare sempre accanto a Marianina, ti piace sta parte? Se stai sempre vicino a Mariannina, buona, va. Allora, Marianina è mia moglie, Lucetta fa la governante da casa e Filippino No, aspetta, a Filippino fai mangiare o fai andare a cuccare, ci fa fare una cosa lontana di me, se no io non riesco. Vabbè, io veramente avevo pensato una parte magari di un amico, di un conoscente, però ci facevo fare la parte di mezzo, ci stai? Va bene. E allora, Marianina, tu ci senti in e esci solo scusamente quando verrai chiamata. Tu, Lucetta, mettiti vicino un paio tu da porta e fai l'avviso di mezzina. Fai mezzina. Avanti. Facciamo sta prova generale. Siamo pronti? Siamo pronti. Siamo pronti? Avanti. Cominciamo. Via. È arrivato vostro zio. Fammi entrare. Vieni qua, nipote mio, vieni. E Mariannina, tua moglie. Dove? Chiamala, valla a trovare. Si sta preparando. Oh, eccola. Marito mio diletto! Di chi? Oh, ancora siamo andati e già parliamo di letto? Ma Pasqualino, ha detto non diletto, come amato, caro, prediletto. E non potevamo dire preda seggia, preda divano, preda gita. Ma che Pasqualino, amato e prediletto è la stessa cosa, manco tu mi pare. E va bene, vediamo nel tappo. Noi cominciamo da capo. Mio dolce caro Oh, sposo! dolce bella sposa. Mala cominciamo, non andiamo, basta, non amoci mano, sta commedia non si può fare. Ma come? Ma scusa, ma che fai? Si scherza? Niente, facciamo manifesti, la commedia non si fa. Ma c'è un motivo di fare così? Ancora siamo annette già dall'ippo come un aranci i mari. Figuriamo, un momento da commedia, come finisce? La commedia non si fa. Ma è per chi? Per indisposizione del compare protagonista. Ma senti una cosa, c'è un motivo di fare così? Ma se ancora siamo annette già dal pasticcoggio come un franco buono. No, un momento. Tu vuoi dire che io baciai a piacere Mariannina? Ma perché che fa tu neghi? Certo che volevo. Vedi Pasqualino, questi sono trucchi di teatro. Facciamo sembrare delle cose che sembrano vere ma non lo sono. Vedi, seguimi. Io formo un semicerchio col mio braccio intorno alla vita e sfiora a malapena le vesti di Mariannina. Ma ha baciata a ciatasti? Sì, ma chi? Come? Quando? Il pollice, il mio dito pollice, così. E su i tuoi pollici di scinde che ci tappano a baciata tanta faccia? Ah, Pasqualino, sono signore e certe cose non si fanno. Oh.
Pascalino, dai, non fare un piccirillo. Cerca di fare l'uomo, Pasqualino. Pasqualino, e vabbè, acconsento. Però sentite, appena io vedo che scena bastarsi, o che scena scende cosa, ma piglia a mia moglie e mi fa un subito. Va bene? Queste cose, io sono un gentiluomo e queste cose non succedono. Questa sarà soltanto una legge. Intanto, sarà tutti, devono succedere un paragrafo. Graziella. Raffaele! Sì, chiamavo pure un cazzettino di Sicilia e aspetta l'hanno a sapere tutti. No, vero, sarà posata a tutti, prima che arrivo zio Leonardo. Giusto, speriamo. Uno su. Signore, prego, comandi. Agli ordini, signore. Venite qua. Carissimi e fedeli amici, un bisogno assoluto obbliga tutti noi presenti ad una necessaria attenzione, ad una recita. Una recita? Sì, una recita. Sette pute, scusa. Dunque, oggi arriverà mio zio dall'America. E allora ascoltatemi bene. Durante la permanenza di mio zio in questa vita, il signor Pasqualino non sarà, ripeto, non sarà più il marito della signora Mariannina, ma sarò io. Lei? Io. Che c'è lei? E Don Pasqualino mi mette una cosa di chi sta... Umidi, tu dici io che veniva a parlare e poi a dicisti a Raffaele che è meglio un cazzettino da Sicilia. Basta, finiamo, non c'è più che ridere. Avanti. Signora, ma scusate, ma mia chi sta mi pare una cosa ridicola! Non fa capire bene, no? Allora, la signora Mariannina non è più la moglie di Don Pasqualino, ma sua moglie... Ma Che non sogno io, non sogno libero da fare quello che voglio. no, Pasquale. E tu che sei carino tutta te rosate, è una finzione. Una funzione? Sì, una messa cantata, è una finzione, nel senso che c'è la circonferenza e un pollice. Un pollicino. O il tutto rosso, bene. Ah, non è una cosa seria. Seria. Ma abbiamo venuto Oh, ma mica, sto ridendo per davvero. Ma questo non ci ruba. La cosa è seria, anzi è serissima. Oh, perciò cerchiamo di stare attenti alle spiegazioni e senza combinare guai. Va bene, sarebbe fatto come dici lei. Sentite una cosa invece. Ascoltate, se casomai, mentre che c'è Don Francesco Camia, ma mi sa scappare che scappava la buccia, ci decide che io aveva una moglie che si chiamava Mariannina e ogni tanto saparlo, va bene? Va bene. E non vi scordate che la signora Lucetta è la governante di casa. Abbiamo capito, finiremo tutto a puntine che siamo piccirilli. Ma potete fare la parte buona E se tu stavolta. fai la fatta buona, ti catto una pastanetta nuova. Va bene, ok. Non so che tu. No. Senti come ha fatto questo. Grazie, vai a guardare su, vedi se è messo. Vedi. Mia dove pare? Allora, mettiamone ognuno ai propri posti, figlio. Io vado a riceverli. Vai a riceverli. Lucetta, mettiamo le dici. Sono buona così. Io che faccio? Schifo, che fai? Tu sei da un noi. E io non mi vedo. Un noi, tanto tu sei un compagno. Tu sei un protagonista. Allora, cosa tu? C'è il segretario di vostro zio. Fate l'entrata. Prego, si accomodi. Good morning, buongiorno. Mi inchino a voi umilmente. Lavamoci sto macchino perché non c'è niente. Non capisco. E lavamoci perché io sogno un compagno. Di chi di grazia? Ma quale grazia? Della signora Mariannina. Tanto piacere, ma scusatemi. Chi è fra di voi, Mister Leonardo? Mio marito. Sono io. Prego, sono Cirino Grasso Scrivanelli, scrivano contabile, addetto alla scrivania di Mister Francesco Scrivetti. A me lo chiamano Don Cicciu, capito vostro zio? E nonché il suo segretario particolare, capisco? Piacere. Yes. Leonardo Staffini. Yes. Nipote di Don Francesco. Yes. E speriamo che la scrivania di mio zio. That's right. Yes. Mr.
Mr. Frank, vostro zio Don Ceccio è stato in giardino, sapete, sta raccogliendo dei flowers, come si dice in italiano? Ah, fiore, sta raccogliendo dei fiori per la sposina. Ah, andategli incontro, come on. vero Ci cavaliere. tiene a certe spontanee manifestazioni d'affetto, lui era un uomo di vecchi tempi, sapete? Andate, come on. Andiamo, Deve come essere on. un uomo maturo in Sì, andiamo Come on. Con tutto il cuore. Andiamo, marito mio, silenzio. Donna questo letto! Oh, che non sapeva la mia moglie, facciamo andare! Oh, dove andate voi? Ma presa la mia Mariannina! Alla vostra Mariannina, ma io dico con quale marito? Ma con diritto di un marito della moglie in prestanza! Ma sapete che io non mi capisco? Non mi capisco io! È razzato! Ebbene, dove state andando voi? Io andare presso la mia Mariannina! Allora, dove state andando? Con Mariannina! E non mi Ebbene, non mi interessa! capisco! Ma che ti pare una bella cosa questa? Due creature, due pacione, se sta squagliando lentamente a vita a sua moglie maritata con Naucio, ma carichi è una finzione. Sono sicuro che soffre con canto, ma non ci canto, è contento perché può fare un'opera buona a favore di Don Leonardo, un vero atto caritatevole. Senti, per mia questa è cara da palusa. Io non ci l'avessi mai fatto un paura di questa gran portata, perché Don Leonardo se ne approfitta di un rubascio. Che vuol dire? Voglio dire che quando uno è troppo buono, come a Don Pasqualino, tutti se ne approfittano. Ah, e secondo te Don Leonardo gli sta a perdere l'eredità per non domandare un semplice prestito momentaneo? E chi ci stava domandando in prestito? Una tovaglia da faccia, una fa fece votare. È sempre solo egoista. Certo, non posso essere generosa come la signora Mariannino, come a Don Pasqualino. Oh, saccio, te conosci, e come? Mi ha fatto conare per fare una passata con mia al chiaror di luna. Senti, se non te ne vai da qua, io a luna da faccio un ta testa con un coppo di stucato. Sì, una femmina egoista e senza fiammanto cuore. Ah, donna Graziella, state attenta a questo cavo, che sperate accompagnato tutto accompagnato. Anzi, quando è quasi le pure ringraziate, va. Certo che sì. E perché? Picchiaruente per fermare a mano. Ma se no, Ah, nunca l'avesse rubato l'acqua con tutto cato. ma com'è che facete sempre a questa storia? Per quant'è che voi canuccio? Per pizzicare da mattina a come a due picciolini. E lei che lo sa? E ne saccio, pare che non si vede che sono tutte spiccionate d'amore. No, raro. Ah, sta giornata, ma mancava solo lei. Va bene, calmatevi, per me potete stare schietta per tutta la vita. Continuate a fare la preziosa. Io preziosa. Ma non vedete Raffaele com'è delicato, allicottato, risciosciato. A che me ne fare? Vedete che tanto ora l'apparenza inganna. Per me, figliolo, avevo modo di parlare. E infatti mi ha invitato a fare una passeggiata a chiaro di luna. Io e lui a chiaro di luna. Ma... Vuol dire che la voce è tutta impressione. E vuol dire che il creatore si sente di passare a chiaro di luna. E dateci la picchia fiducia. ma perché non daro lei per caso che ha l'occhio fino? Io non è che hai l'occhio fino, hai l'occhio attento. E perché sta mia vita, che non ci togliete picciotazzi, che pare che si mangiano lo mondo. Iaule, impustate, veleri. Con i corazzeri! Sì, ma senza lancia e spada. Ah, disarmati? Completamente. E per vedere se sono armati? Ma che stavo a fare? Ragazzi, lei si perquisiscono. Ah, ecco! Ma lei che cosa bravo! Ma perché non muzzigna come si fa? Anzi, e perché non mi acquisisce lei? Io? Ma che
caspadano qua c'è la mia, che ben segno. Queste sono perquisizioni personali. E allora? E allora potete più la voi. Che ma qua c'è la mia? Continuate a fare preziosa, così restate schietta vita naturale durante. La ragazzella, i folini, a voi per esempio. Va bene, sì signore, schietta voglio stare. Meglio schietta che fare perquisizioni. A che davanti ai finanzieri, a vedere chi? Oh, condomato. Parola d'onore, ma ogni volta che sta sta vita, vale che stato sta l'anticamera domani come. Ma... Io faccio forte e intanto manco togni. Mi piglio collera a morire a vedere a me marito un piccicate con sti Mariannina. E quante parole duci che ci dici e quanti complimenti che ci fa. Ci posso dire cosa io? No, perché succederia a fine del mondo. Tutti e due ci pigliano gusto e mia minchia non è nervi. E mi uscia magari un figo tu. A vedere che mangiano. E ancora se ne pigliare un caffè. Certo, con tutte le smancerie che si fanno, ci potessi aggiornare magari in te mano. Come la dici schifo? Vieni. Porca di veleno, ma lei che ci fa? Ho ascoltato in silenzio il suo sfogo perché non ho avuto il coraggio di interromperla. Ma lei è una martire, una santa. Ma che sta cucchiando, Notaro? Capisco la sua ritrosia, lei giustamente vuole fare la riservata, si rifugia nell'omertà. Ma io ho capito tutto. Notaro? Lei? Non capivo proprio niente. E che ha fatto? Se la sento. Sa senti, sa vidi e sa parla e comunque non sono cose che ci appartengono. Capisco. Questi sono dolori interiori che ognuno vuol tenere per sé. Però apprezzo come sempre la sua signorilità. Ma chi lo doveva dire? Don Leonardo e Mariannina. Notaro, non pensasse male, per favore, che non c'è niente di quello che può pensare o immaginare lei. E se magari fosse, lei lo sa, io sono una persona seria, di provata riservatezza, per indole e per mestiere. Ma con la via a dire, Don Leonardo e Mariannina. Se passavo. Ma lei perché viene? Cercava Caccadono? E perché venne? Cercava Don Filippino ma solo la briscola. Ma pastore magari un po' detto. Non c'è, a noi o paesi. Sicuramente a sta ora trova casa. E che faccio? Quando vai? Sì. La saluto, signora Mariannina, signora Lucetta. E sa ricordarsi che la gelosia è una brutta e grave malattia. Pensate alla salute, non si pigliassi di collera. Oh, ma con la via a dire, Don Leonardo e Mariannina. Graziato là! Per favore, abbia mica di pazienza. Ma che pazienza e pazienza, sto sbonturato, mi fece la sera a mia moglie da banna con Leonardo, che stava andando con l'occhio figlia su tagliati. Ma dai, ma forza! ma dai, ce ne vedo, se uno calma, ti ha ragione. Oh, che c'è picca da ragionare, perché chi da fatta fatto troppo buona, io andare da ghizza. No. Ma lei tu per forza ne vuoi rovinare? E perché io sono rovinata mia? Perché fra circolo, c'è conferenza e pubblici, può finire la pubblicità, può finire. Vorrà lei tu che se in congiunzio si scoprono le tombe! E le unimoni! Ma in questo caso i morti siamo io e Leonardo. Giuzio, io è tanto mezza lasciata. Calma, Pasqualino, calma, vedrai che non succederà niente, calmati. Io ci ho parlato buono, ma a mia mi brucia la fronte. Perché sono troppo isciuzzate i salamallecche che si fanno di due. E è meno male che sono sposina, fa scherzo. Ma io non mi trovo in questa stessa situazione d'oggi. Eppure, non stai uno e mi aiuto. Buona Lucetta,
Mariannina, Leonardo, non sentite caudo che entra. Cavolo, vogliamo ma ci cucchiù da parlare così, che ci cucchiù? Tu levati davanti, viola la mia casa, io non è stato mai manciatario, gli è pacenzioso come Mattia. Venite qua, non potete, venite qua. Applichiamolo un po' d'aria fresca. Oggi è una giornata bella e ricordante per me, sapete? Io godo quando voi da così felice e innamorate. Tu Leonardo con solo pensare mi fai tornare a rete, sai? Mi fai tornare a rete ai miei tempi. E a tempo da mia bella primavera, quando ancora mi dava amore per davvero. E tu Mariannina, mi ricordi a Santa Muzza da me Giovanna, sai? E quando ne baciamo, fra un bacio e l'altro, ne giuravamo eterno amore. Giovanna, Giovanna. E siete affezionato, non puoi immaginare quanto è grande l'amore che ho per Mariannina. E io che sono di meno per me marito. Venite qua, mi scappo tu giuri che mi mano, vedete? Come on. Udite quanto parola dice che si dice davanti a me, udite. Ma quanto ha fatto il figlio, in fondo, Mariannina, che ci dissi? Non sogno di me, non di me marito. Un marito di Mariannina, pure. Io, e chi c'è dubbio? E allora, perché la picchia tanto? Dai, come chi? Tu parla, ma so girantenne menora. Le parole, quelle, le parole se le porta il vento, ma come dai a dire la sostanza a canne? A canne, chi te ne sta a dire, capisti? Senti, ma quale canne e canne? Se continua a questo passo, a mia non mi resta manco l'osso, ma... non esagerare, Non potete me, pigliatemi una seccia che mi voglio saltare con due house. Che combinate? Come fa combinate a voi? Io non ho bisogno di nulla, per me ci sono cani, meno cose. Ma io sogno... Parlate, come siete, parlate. un compare. Un saccio, ma a mia non mi interessa niente. Capiamo che siete compare. Ma io volevo dire... Che cosa, parlate? Ma lo sapete che sogno io? Un compare, un saccio. Abbiamo capito che siete compare. L'avete detto mille volte, ma quanto siete forcioso e clamoroso. Che spazio si sentiva sto vecchio rappato, eh? Caro Scrivanelli, ora comincia a capire che aveva ragione circa i tuoi sospetti. Come si agita sto compare. Sì, no, non mi convince, e non mi cala, non mi cala. Non mi cala ogni. Non mi cala, ma con lo stomaco, dai. Io pensavo alla catena. No, ma la catena, i cateri. Sì, ma certe volte tutto tavolo mi arrivavano certe patate che mi arrivavano un cadere. Sta cadera. Sì. Mr. Frank. Tu non senti qua. No. Capisci pure il cadere. Io sai il cadere. mio nonno era siciliano, sapete una cosa, Mr. Frank c'è di più, molto di più. Sì. Mi sembra di aver scoperto qualcosa che poi vi racconterò quando siamo soli in separata sede. Gli apriamo l'occhio. Yes. Gli apriamo l'occhio, caro Yes. Scavanella, Yes. perché non mi piace sto così, non mi cala ma con tua panza. Cazzolente, Mr. Frank, cazzolente, non me lo morrerò un solo istante, state tranquillo. Ok. Cazzolente. Mariannina viene qua, settati, che non avevamo manco bisogno da seggio a tuo compare. Leonardo, tu vieni qua e ti senti al tuo mezzo e io mi sento qua. No, è alzato ma perché schifo, non è posto vostro. Andavi da sentire il nostro discorso. Certo che la sento. E perché? È perché io sogno un compare. Basta, ora state esagerando, quale compare è compare, se signore, proprio a voi. A troppa confidenza spezza la reverenza caro amico, Ora mi fai questo cubuso e un piccicoso. Un picciassio. Ora che avete mangiato e bevuto, vi autorizzo a prendere un po' d'aria per non usare ad altre liti. Voi? Io me ne vaio. Sì, signore. Ma voi perlomeno non essere ubriaco. Io ubriaco. Certo. E perché? E perché io abito a conferenza, a semicecchio e a pulici. Ma che state cucciando? Ma le amici che pulici? Signora, parla in termini incomprensibili. Questo non capisco io, completamente. Ma capisco io. Ma carissimo compare, lo zio non sa
che voi ci onorate con la vostra presenza durante la veleggiatura. Perciò... Come compare sta stabilmente a capo veloce? Come avete detto, compare, coabita con gli sposi? Ma non solo in campagna, benedetto Dio, qualche volta anche in città. Come avete detto? Ecco, non capisci. Ma illustrissimo zio, il compare, eppure il braciere. Anche io do piacere. Eh sì, a conca, un demosofone per qua di alla. È il mio braciere, il mio accompagnatore di fiducia. Mi porta a passeggio al mare, in città, in campagna, in tutti i posti. Ma davvero? Certo! E quando Leonardo non c'è, mi fa compagnia anche in casa, per non lasciarmi sola. Questo è Frank! Ma pare che in questa chiesa c'è troppo corrente d'aria. Allora mi fa pure compagnia quando vostro marito non c'è. Capito tu cosa? Io ti accompagno con sto piacere tutto compare. Ma è naturale! Ma insomma, cercare di comprendere. È il bottone, è il cavalier servente, la moda lo impone. La moda, un cavaliere servente, un ponto. E caro scrivaniello dei nostri tempi. Allora? Allora se lo va unica amici che tira a bottiglie, e se metteva unica causa con cazzo a scala. Detto vai, nessuno vi ha chiamato in causa. Shut up! E poi volete parlare che me ne potete. Sono patrone sì o no? E mi pare che vi sta avere la buona fianza, ma va allontanata da poco. Ma vengo da dire, Don Pasqualino, perché non mi facevo una bella partita a briscola? Bravo, chi sta è una bella idea. Ma insomma, questo tempo un momento di giocare, come dovete? Facci tu sta preso. Io non so giocare. Nella vita bisogna saper giocare. Poi mi chiamo compagno. Ah, voi non voglio manco per compagnia di Campusano. Ah, ho capito tutto cosa, volete giocare con me, vero? Con voi non ne parliamo e non ne discorremo. Avanti, forza, gioco io, visto che manco qua. Gioco io, allora con Pasqualino, con Fattino gioco io, forza. E va bene, giochiamo. Oh, apriamo la mano. Andiamo. Apriamo la mano non si parla. Ah, spazio non si può parlare. Spazio non si può parlare. Finalmente potremo parlare. Non faccio genere di compare su quei tavoli. Oggi mi avete dato una grande gioia, vedete, una grande gioia, perché il fatto che la stanno felici, io innamorati come tu la puzzetta di mele. Io godo quando mi dicete parole amorose, sapete come faccio io? Capo la puzzetta vostra, zia Giovanna. In tanto momento poi guarda. No, quando mi commuovo mi sento male, sì. E voglio dire, in questo momento mi guarda tanto cielo. E io ho provato tanto tavolino. Anzi, non pensato. Io ci dico sempre parole dolci a Maria mia, da mattina fino a sera. E io non mi metto senza darci un bacio a Leonardo. Nave spade. No, perché se no a saura che si è fatto una carneficina. Quella via a dire. La figlia di un più caro amico me, che perché mi salvava la vita durante la guerra, sai? Oggi è la sposa dell'erede mio diretto. Un diretto ci darsi un tuo naso. Chi c'è il tuo naso? Ah, che c'è? Quale naso? Di sì, io voglio dire l'hai naso. No, e allora vai un liscio. Gli avessi voluto un dannato in chino di ramossa se tu non ti avessi maritato a Maria, sai? Benissimo zio, non può credere quanto sogno obbligata e riconoscente queste parole. E io più riconoscente di lei, perché sposandola ho toccato il cielo con un dito. Che c'è donna costruito tu? Quale idolo? Dico, se tu ci metti il tuo sopra, io come posso pescare? Caro Leonardo, te devo fare una confessione, sai? Mi devo fare una confessione. Se tu non ti avessi maritata a Mariannina, ti avessi cancellato, credimi, ti avessi cancellato dal mio albero ginecologico. E l'ha visto comandato nello stesso. Ora vado a dire che cosa c'entra lo stesso. Ma qua lo stesso che ti sto, oltre che cazzo, più scongiuto di dia che mi vedo. Avete bastone? Non hai bastone. E manco io, perché se no a sta ora tu a me non l'avessi mandato all'ospedale. Credetemi, ci avessi lasciato tutto così all'orfanello.
zio. Non potevo tenere conto del vostro desiderio. Potevo mai fare una simile mascalzonata? Oh, Il mio caro Leonardo le ho obbedito in tutto e per tutto. Ora dovete esaudire un grandissimo desiderio del vostro zio. Zio, vai, zio, siamo qua per ubbidirvi, zio. Prima che torno la prossima estate, mi avete a fare un bel regalo, bello, bello. Sì, signore. Sì. Sapete che voglio? Un bello potente mascolo. Avete lavorato la mano, ma poi non capisci perché gradate. Oh, ognuno chiama carga come ci viene. Chiamiamo carissimo Leonardo, ora alzatevi e baciatevi, datemi sto piacere. Alzatevi, dai, forza. Ma vedi che ero zio? Ci vergogniamo. Che è sta storia? Siete marito e moglie davanti a Dio e davanti agli uomini. Ma non davanti a mia. Davanti a voi che cosa? Davanti a mia, sto sfortunato c'è messa la simazzica, come posso pigliare io? Peggio io. Ma vedi, zio? Volessimo dire. Oh, non decidere più niente, va, e alzatevi e baciatevi. Forza, che è? Davanti a mia papà cognate, che è sta storia? Bene. E vabbè, se proprio ci tieni e ci insisti, vieni, mia cara moglie mia, vieni dalle mie braccia. Basta, mi sta rovinando. Basta e fanemola, basta e fanemola. Shut up! Basta, io fanemola, lo dico io, sta bene? Ma non siete voi, voi siete voi, ci scoppiate gente. Ma così, i gocci. Avvocato! I gocci. Ma zio, come sta sentendo? Mi sento meglio, mi sento meglio. Cosa insignificante! Udicia che io mi figliando a piede per gli affari! Damma, non trascinare. Ferma, grazia, Saranatacci, facchine bastardi! Disgraziato, andatemi a bagnare tutto, mi bagnerò. Questa freak. E che mi ha bagnato tutto? Cosa sostituisci volete? È buono zio, non l'hanno fatto apposta. Sì, ma sono scemonito lo stesso. Sono persone di servizio, si azzuppano per cose da niente. Beatite che se ci arrivano bocca. Io da sta maniera non muoio, però mando comuniti. Pazienza, ormai si fece tardo. A luna compariva un cielo da te e ognuno aveva diritto a un meritato riposo. Finalmente non potevo andare a riposare. Care non potete, chi tu avevo unito? Gli devo venire a cuccare. Che dici tu? Stai meno puto sanagiri a cuccare. Mago! Io, gli sposino. Ma onde? Ah, guarda che bella, t'ho letto. Ma quando? Oh, guarda, quando devo andare? Ma perlomeno voi siete aggiornato? Io ho suonato, pigliate parola che è spatta a fanete. Ma perché facete tutte queste domande? Perché io non lo permetto. Non lo permette! Non lo permette! Ma non scapevo sì! Signora, così! Che parlate! Io sogno Così, parlate! un compare! Un compare! E non mi pare che mentre la luna appare gli sposini sanno andare a cuccare mentre vorremmo passeare. Questo vostro puoi dare!
Ora ma faceste un cagnanare! Non tocca a voi parlare! Non tocca a voi parlare! E che non mi vanno un mano cosa mi fanno passare in coccia! 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 Ma dico io la sera quando vengo andata a cuccare c'è sempre sto schifo! E sono cose che capitano! Sono coincidenze, zio. E va bene, zio, non vi arrabbiate. Ci avete obbligato di andare a letto e io e Mariannina vi ubbidiremo ciecamente. Come in fondo il nostro dovere. Andiamo a riposare, come il nostro dovere e secondo il desiderio dello zio. Basta mandare, che non si poteva a me moglie! Allora sto molto bene che siete al facchino e bastate! E volendo possiamo anche aggiungere in balle il ducchetto! Ma voi state famoso, vecchio solo come ragazzi! Ehi, Pascalino Gammidi! Ma chi non si poteva a me moglie, si poteva! Ah, dietro lui, la faccia dietro lui! Finalmente la quiete dopo la tempesta. Ora con calma, leggio, quando andate a letto pure voi, caro compare. Perché arrivato a un certo punto voi siete un uomo buono. Non fate così alla si fa un poco pazzariello, ma poi... mia pazzo, venite qua, vecchio sciolo. Mia sciologo! Sì, vecchio sciolo, sta calando maragana. Mia sciologo maragana! Patata come Paolo! E voi state famoso, scrivania scolocchiata. Allora a questo punto che non ve la so! Mia volontaria! Signora! Mia volontaria! Ma usate tutto io! Usate tutto io! Cos'è decidono la buona Ma io sogno! I coach. Compare! Lo sapete? A me queste cose mi dispiacciono perché io sogno uno che parla assai, parla male, perché sogno una pacchetta nervoso ogni tanto. Disgraziato Don Giovanni da Stravazzo! Disgraziato, me ne che io t'ammazzo! È stato un attimo di abbandono. Io t'abbandono, io! Hanno ammazzato la compare, ma a fare! Ma stava facendo mezz'ora di sonno pomeridiano, ma non si può... Vada che porcaria di lasciare qua va? Ci mancava l'arrivo del zio d'America e là ci scemo unito tuo segretario. E poi questo cancia e scancia di marito e di moglie, va a finire ne scanciamo magari i piatti. Senti, ma sono di questi fucchetti? E con tutta questa confusione a mia che mi conti, che ne saccio? Fa una cosa, vada, pottiti, lavali e casomai poi mi donni. No, a tornare più paziente a sta casa. Non si può stare più in pace. E manco trovare una picca del riposo. Che manicomio che avevamo, che manicomio, sferrato proprio. E intanto, tutte quante canciano i mariti, tutte quante scanciano i moglieri. E neanche che ne potessimo scanciare tutte cose alla luce del sole per colpa toi, non ne potremmo scanciare manco una carezza. E chi è? Non ti bastare coppa che tu ti sai ieri? Non ti bastare tumpolato che tu ti sai ieri? Se non se ne vai ti trasforma la faccia a tumpolato! Oh! Ora basta, Mi faceste sediare per davvero? Senti, io ora vai a scegliere lo scecco da stare di Don Pasqualino. Se veni, ne facciamo una discurruta. Io da stato! Oh, vidro stu bestia! Eppure posto buono seria. Chi è, non parli? Non dici niente? Io vado da. Se veni, ti aspetto. Senti, non so se posso venire. Come non sai se può venire? E se non viene, occupare solo. Se posso venire, vengo. Se non posso venire, da dove lo scecco. Ma c'ho sto figlio
dico, ti moderassi capito, perché tutti i discorsi qui da finiscono in questo stesso modo, a cui succi. Oh, mamma mia, che nervosismo. E Don Raffaele, è suonato queste colpe, quindi. E che sogno una macchina? Ma come fai a girare un turno come un paloggi? Aveva una poca premura. Da poco, ma se mi pariva un ciclone mi pariva. Non sapevo come notaro. Un cervello, è un figlio di capito, mi passano 1000 pensieri. A me mo decidi. Piuttosto, non è la signora Lucetta. La signora Lucetta, se che si dice? Ora la chiamo. Notaro, Ah, andiamo io. come volete, come volete. Aspettate un attimo. Sì, signore. Donna Lucetta! Donna Lucetta! Chi c'è, Raffaele? Scinissi che ci sono visite. Stai arrivando. Notaro, si accomodasse che sta arrivando. Grazie, Con permesso. E non correte con tempo la vedi. Un prespiritoso lei. Buonasera, notaro. Chi mi va a dire cosa? Quante cose che ci vorrei dire. Per esempio? Per esempio, come fanno io? Come finito chi? Come fanno io? Uno è De Mariantina. Ah, ma allora chi sta una festazione? Ho capito. Lei mi tratta da estraneo. Perché non sa quanto la stimo, ma soprattutto quanto la voglio bene. Io lo stimo per la stima, ma non c'è tu per lo bene. Che è un bene che certe volte non porta bene, ma porta male, troppo male. Ma che vuole dire? Voglio dire che spesso e volentieri non conviene entregare sinte cose dall'auci e manco fantasticare sopra i cristiani. No, io non fantastico. E capisci tu che sento? Che vuole dire? Che Don Donato non sa permettere di ingannare un'anima candida come lei. Un essere sensibile. Eppure la vita sono per uomini basati e seri, pronti a dare la vita per la carezza di un dolce suo sorriso. Ma che diventa un romantico a quest'età? Lo sono sempre stato. E poi non è mai troppo tardi. Ma invece io penso di sì, e se ne andassi prima di petta bussola. E va bene, se calmasse, signora Lucetta, sa, a volte un cuore giovane è capace di tante belle sorprese. Entri ancora un passo nudo e un cervello rugiato, a una certa età fanno solo brutti scherzi, si innannassi! Ma io volevo dire... Si innannassi! Prima che faccio correre meglio di un caruso a bontonne! Ma io volevo dire... Si innannassi! Va bene, minchia, chi sta non si cuoce. No, vada con me. Don Filippino, stai andando a casa a fare un atto. Piccolo. Un atto di compravendita, e quanto siete sparatoso magari a voi. Va bene, appena mi spiccio ne facciamo solo da briscola. Va bene, sì, va bene. Va bene. Come finì, ci parrasti? Cucina, tu hai ragione, ma io non ci posso fare niente. Ma tu sei cognato, ti era visto scudare. Ma quando mai, chi ti ha questa filosofia? Ragiona a modo suo, io ti vai detto tante cose, Pasquale. Calma, ti ragiona, porta pazienza e vedrai che tutto finirà bene. E io che ti rispondi? Io che mi rispondi? Questa faccenda andrà bene solo per te. Cioè, solo per me. E poi aggiungi, tu mangi e vivi e te ne fotti di tutta l'umanità, per te, cioè sempre per me, Ecco, campa e ecco mormore. E spatta se posso mai chiedere la cisterna. Ti dà nuova. Nova. Ti prego, cerca di convincerlo, ti prego. Almeno fino a quando non parte Don Francesco, ti prego. Cucina, io ci provo, ma è troppo sediato, io non ci posso fare niente. Scrivanello, vieni a casa a tapparare. Yes. Un caso, una munina, perché se vuoi che non mi dicevo, posso aspettare. Una munina. Aspetta, vuoi non si può dare, scusate. Oh no! Caro Scrivanello, vorresti capire che caspita ci piglia sto compare. Oh, si agita troppo, te ne accorgi che si agita troppo. Non mi convinci, non mi cala. Per la verità non l'ho capito nemmeno io. Ah sì? Yes. Ci vorreste una persona che lo conosci buono. Ecco, una persona che è sempre vicino a te. Falappino. Yes, Falappino, quello che mangia sempre. Falappino, yes. Falappino.
Chi è, Don Francesco, mi chiamaste ai vostri comandi. In confidenza vorresti capire che caspita ci picchia certe volte a sto compare, sai? Si agita troppo, si agita. Certe cose non si possono manco a dire. Ho capito. È che Don Francesco soffre di scompensi. Descompensi? Sì, di scompensi del cervello, ho problemi di testa. Pazzo! Totale! Quasi. Madonna del Carmelo, io tenete un pazzo in casa voi! Ma sta razzando tutta collatura! Scrivanella, mi raccomando a tia, tu pazzo va a fare vela entro domani, o ne esci tu o ne esci io! Yes, cazzo dai! Intanto me ne vai e mi chiudo in tale stanza che è un posto sicuro. Allora, appena, accompagni. Ecco te, accatto un panino. Zappugiassa mia. E mi raccomando, scrivanelle chiuttato porte di gocce, va bene? Yes, cazzo dai! Mi raccomando, ci buttassi i porci, eh? Yes, i gocce, non ci senti, scimonino. Che... Ehi, dove andate voi? E che batteressa voi? Che battere sto punto a voi? Dico, dove cercate di inconearvi? Oh, che batteressa voi? Non cerco di inconearmi, oh! Certo che mi interessa, ma ho sapete cosa sogno io? Io sogno ragioniere a Cereno Grasso, scrivaniella, viene che mi conoscono tutto, capiste? Da New York a San Francisco. Sapete che dico io invece? Che fra sto scrivanelli, mi rompisto... vita mia! Ma usa io sogno, segretario! Se da scolocchiare la scrivania vostra zia, ma dico, voi lo sapete per davvero cosa sogno io? Ma cosiete, nel centro una buona volta cosiete! Allora, ma che su sti voci? Senti, tu levati davanti, viola da me casa. Ma che succede? Lo scrivanello, compare, ma che succede? Senti Leonardo, levami sta scrivania davanti, perché se no da sconocchio, io sto scrivano, tu sta appunto pure a carattere complicato. Non posso calmare, vedrà che non succederà niente di male. Lo scrivanello. Yes. Voi sapete che mio zio ama il silenzio e non il rumore. Cazzo right. Assolutamente. Però, e allora, vi prego, andate, ritiratevi presso i vostri alloggi. Andate. Comunque, vado. Però, vi dico a tutti i tre che se chiudo bocca e orecchie, occhi degno ben aperti, mi capisco? Vada, si ritiri. Va. Pasqualino, non farla così, non lo devi fare. Ci mancava proprio con il suo casino di scrivanelli, se ne accorgeva tutto cose. Senti Leonardo, guarda, fammi una paura, io non posso supputare più certe fisse, io certe scene ne posso più recitare. Oh, dico io questi giorni che mi astengo per un'abbrazzata con mia moglie, io non ci faccio più, capisci? Non ci faccio più. Ma che io mi vuoi rovinare? E perché io sono rovinata sta mia? Sarà voce. Senta, tu stai muto, perché se no tanto dica fino a faccio, non ti stenna dieta, zia. No, da vecchia. Pasqualina, Sciassi, che la menzura che ti stai aspettando, Sciassi. Un minuto. Cammina con me. Un minuto, quando ci dico una cosa a Leonardo. Tutto procede bene? Oh, guarda la stausa, che è più frisca da dire. Senti, vieni qua, vieni. A vita chi sta? Certo capito. Chi sta in me, moglie? Lo so. No, alcune volte che tu lo sai, che ti pare che è una cooperativa? Non ho fatto qual era? Qual è? Che io avevo stato sempre vicino a Mariannina. Ma perché scusa, a una stanza? Ma una, quando? A tavola mi fai stare a cioccolata di stanza, che non c'eravamo manco chi vedi. E te la magavo, c'era non saggio manco a cupigliare. E poi, a come se te sta al lato, a scavanelli, che chi non mi dava la scusa perché si voleva mangiare tutto così. E poi l'ho fatto quale? Qual è? Che c'aveva di essere un cerchio e un police. Non era sto police che io non ho visto mai. Pasqualina, e calmati. Vieni con me, che ti faccio calmare io, vieni. Ma dove stai andando? Vivere, non so che si ti faccio. Pure a casa si scudava, pure a casa si scudava. Guarda, va difficile, no, che c'è la cappella? Senti, vedi che prima o poi lo faccio per davvero un tacio esterna dietro. Sempre che da nuova. Ora se permettete, mi vai a riposo una pacchetta con mia moglie. Approfitta.
Approfittiamo. Per ringrazio, approfittiamo. Povero Pasqualino. Però pensandoci buona, pensandoci alla nostra posizione, avere una piccola pazienza. Io posso capire pensando a quanto va a soffrire. Vedendo il nostro mogliere coppiato con un nauseo. Ma io ho soffrito tanto, sai? Sì? Eppure spero che questa situazione finisci presto. Ma senti, ma per caso non è che tu saresti gelosa del tuo Leonardino? No, gelosa no. Però non è che sto accoppiamento in prestanza è tanto bello. Ma cancella qualsiasi cosa che hai nella mente, perché Leonardo è stato e sarà sempre solo tuo. Ma per davvero non ti vennero mai strane fantasie? Ma quale? Non c'è quale, ma tu non ti viene, non c'è te, c'è fantasia, tu. Senti, io voglio bene solo a te, e visto e considerato con zio Dommi, ne ritroviamo e approfittiamo magari noi. Ammonino. Porca miseria! Se questo non è amore, vuol dire che io sono Napoleone Bonaparte. E ora cosa sono questi lamenti? Ma pare che se pubblicia. Meglio nascondersi. Vedi che c'è un silenzio da tomba, vedi? Pasqualino, ma che mi fai fare? Pensa che noi che lasciamo, perché mi lasciare Leonardo in un senso vivo? Che mi dici ora? Ma diceste che veniva uno vogliare, giusto? Dai, già fa caldo. Oh, a monirno toppamento su Don Giovannino che dai è bello fresco e così stavo sul e bello a tranquillo. Pasqualino, ma se dicevano dove non mi fa male? Meglio, e così domani mattina brisciamo ubriachi, brazzati e contenti. A monirno. Quasi sono imbrogliate le carte! Mr. Frank! Mr. Frank! Mr. Frank! Che c'è che mi spicchia mentre stava pigliando sonno? Venite che se vedo una cosa torche! Che c'è? Che E succede? che succede il vostro nipote Leonardo se la intenda con la governante! Cazzo! Cazzo da lei, ma c'è di più, molto di più! La signora Mariannina se ne scappò con quel famoso compare! Tutto un Pasqualino! Yes, cazzoretto! Trattamento, Leonardo, Falappino, venite qua! Chi è, Don Francesco? Ma che c'è? Che succede? Ma non c'è pace! Il trattamento, stanno poi io con compare! Stanno poi io con compare, tesoro, capisco? Pare con corra buticella! Andiamo, inseguiamoli! Andiamo! Come on! Ma lo capisci tu o no? Chi? Ma così fresco sì! Chi? Ma dico io, tesoro, se non fai io con compare, lo capisci? Ah sì? Io ancora non l'hai caputo. Ah, non ha capito no. ancora. Allora scappo. Anche ci aspetti. Ma guarda un po'. Io per tu, così fresco sì. Non capisci che se non fai io con compare? Ma sono voi o cui? Don Mucchiere, se non fai io con compare Don Pasqualino. Mia moglie. Ah, Ho capito. Se io scappo e si acchiappo, sa giochi più che fare. fermate. Me la stassa, zio, me la stassa. Salasso, signora, ma ricordate con il capitano, si conosce quando mare è in tempesta, capiste? Vacci, ma con calma. Vabbè, sì. Ok. Con calma, sempre per un biglietto. Mr. Frank, la chiamo fermata in tempo. Che c'è? Perdonatemi, zio. Ah, brava signora Mariannina, te volevo fare la passeggiata notturna col tuo degno compare. Ma io... Ma non c'è, ma che cosa? Non c'è ma che tengono, sei rea. Pedigrafa. Sì, signora, fotografo. No. Pedigrafa. La signora tipografa perché hai stampato il marchio del disonore nella casa dell'imbrattato mio nipote.
E me ne renderà conto, o se me ne renderà conto. No, bello spicchio d'aglio, per nobile nipote. Ma dico io, mi ha dato freschero, sposino fresco, e questa gran grazia di Dio, da mantista, cammarera da mantista. Vergognate, vergognate. E tu Marianina, chiede per tornare a tuo marito e dici che non lo fai più. Mia sorella! Finta sorangiere che faccia da madonnuzza spugnata! Mi ha umiliato come cognato e non avevo tuo fratello, in ginocchio e chiede perdono al tuo console! Come si può perdonare una moglie che se ne scappa da casa? Scusami Leonardo per il peso che ti ho dato e perdonami per quello che ti ho fatto. È troppo tardi, non posso. Questa commedia mi sta segnando. Sì. Perdonala, Leonardo. No, zio, è più forte di me, ci pensavo. Fanno queste lacrime di pentimento che stai dando. Non posso, è più forte di me. No. Perdonala, Leonardo, sai che poi mi sento male. Ma capisci? No, zio, Leonardo aveva ragione. Non merito il suo perdono. Sola me ne vo per la città. Passo tra la gente che non sa. Addio per sempre. Chissà se ritornerò qua giù. E va bene, la perdono. Però il compare mi dovrà dare conto e soddisfazione. O compare appena meno e ci fai un po' di via. Se andiamo ad andare fuori da sta casa, ci fai un licenziamento fuori da sta casa, fuori! E avevo ragione, zio. Fuori da mia casa e stavo a ascoltare magari al fare. Oh! E fuori magari da signorina, tu mi capisci? Licenziarla subito su due piedi, per subito. Questo è un ordine, te lo comando. E avevo ragione, zio. Lucetta, a ricordi di Pumi e badini da casa. Ti licenzio, perché tu sei la mia rovina. Tu sei una strega. Fuori da andare, fuori. Aspettami fuori che stai a ruolo. Ma guarda che poi mio bella stai unnata. Mariannina, e tu, vattene con punta nella tua camera. Sì, signore nobile Non zio. capisci, andiamo a casa. Zio, mi sono comportato bene, eh? Veramente tanto bene non ti sei comportato, la prossima volta non farò bottanere, capisci? E zio, cercherò di comportarmi casto e morigerato. Posso andare ora? Zio? Vai e non combinare più pasticci. Sì, zio, Vai. E tu che fai? Io? Che fai? Ma che non mi chiesto manco un filo di dopo, un filo, non mi chiami. Che così era un più forte e coraggioso e intelligente anche come ma non mi chiesto manco un filo di dopo, tu mangi sempre, mangi e do mangietta come l'elefante, figlio. Ma Don Francesco, poteva mai pensare che me sono con la faccia di Santaretta, poteva fare certe cose intrinseche? Cinzico con compare, questo Giovanni guarda, basta, mi fai strugliare la collera. Ah sì? E che sì. fai? Mangi, è vero? E che fare, almeno non pozzo. Mangia. Un medico mi disse, Don Francesco, vi raccomando, cercate un posto calmo e tranquillo. Sto tranquillo da casa. E stariamo con Don Leonardo, non ce ne pensi? Don Leonardo, certe volte bisogna avere polso fermo e cuore grande. Yes, cazzo right. That's right. Caro Scrivanelli, un cuore è diventato di ferro ora, era di carta. State tranquillo, che siete comportato con un intuito che neanche un generale in campo di battaglia avrebbe avuto. Sono sicuro che quel famoso compare si scorderà pure la strada. Oh
signor compare Don Pasqualino, ma fa ridere il signor compare Don Pasqualino. Che parla da mia? Qui, un compare. E che ci fai di casa? Ancora a casa di te? Caso io. Gli sentiti, radonnatemi a Mariannina come me lo passi sotto il braccio, se no faccio un macello. Dico, ma volete capire che chi è mia moglie? Allora aveva ragione Polizio, che lui è pazzo. Non ci sono dubbi. Quindi, la signora Mariannina è vostra moglie? Io è quanto vuoto ballandina, è stato poco. È pazzo, povero disgraziato. No, disgraziata siete tutti e due. Un pazzo, ma pigliato. Io un pazzo faccio se non mi buttato subito qua a Mariannina. Faccio una straccia, una carneficina faccio. Ah, Raffaele è un signore che ti mangia, vieni qua per favore. Arrivo. Mi dica, signor Ma Pasquale. Raffaele, ci vuoi dire a sti due teste di cucuzza che Mariannina è mia moglie? Chi stiamo discussando la mattina? Signori, non mi dovete meravigliare. Don Pasqualino, è buono, è pazzo. Pazzo! E vieni qua, pazzo! Grazie! Graziella, vieni qua. Chi c'è che Per cortesia, ci vuoi dire a sti due scemonite che Mariannina è mia moglie? Ah, chi sto qua il discorso dell'altra mattina, Poveretto, chi sto poverazzo, gli ha una fissazione, la vita a compatire, perché è pazzo? Ah, pure tu, un pazzo! Vieni qua, un pazzo, vieni qua! Ah, non passa che là, tu con me a sta casa di pace, ma non è tu pace. Allora, adesso io sta ora qua, che ci facevi? Ma come io vengo mi faccio una biscola e mi arriva una scopa. Ah, sentite una cosa, voi che siete un uomo da leggi, ci volete dire a sti due teste da giunze che Mariannina è mia moglie? Ma perché io ci sono dubbi? Mille dubbi, troppo dubbi. Nota, ma pigliare pure per pazzo. No, in questo caso i pazzi siete voi. Perché la signora Mariannina è la moglie legittima di Don Pasqualino. E Don Leonardo? Don Leonardo è stato sempre il marito della signora Lucetta. Mariannina? Di Lucetta? Ma scusate, Lucetta non è la governante da casa? Ma quale governante è governante? La signora Lucetta è sempre stata la moglie di Don Leonardo. E nella mia qualità di notaio lo posso affermare, confermare e attestare. E se non vi basta, se mettevo magari un bollo. Bravo notaio. Ah, il Don Pasquale, che scafio con manati. Tieni su bollo. Ha chiesto ieri il trattamento di Leonardo. Trattamento di Leonardo. Leonardo, non si sa mostrare, vieni qua, disgraziato. Signor Capo, adesso lei, ci domando clemenza e perdono per l'offesa che ci dice. Attozzio sti cose, attozzio, te sereno, non te tocco. Che su sti parole rosso vuole. Zitto voi, che non mi conviene per parlare. Caressinizio, ma perché muore Leonardo? Bene, non merita la mia ricompensa, non merita i miei sacrifici. Perdonatelo, Don Francesco. Zitti voi, zitti, ora basta! E basta, dico io ora. E tu pezzo di ciocciolo, ragazzi. Che fa? Là solo Petri, a sto uomo non miserabile con cuore da pesce. Che fa tanta serena? Tietta fuori da casa? Non ti preoccupare, te lo sputo io. Ah, e quando te nascono i tuoi figli ti cresco io. Così ci dico che era sto zio Francisco d'America, vecchio miserabile e sciancallario, che fu capace a gettare di quattro povere caruse di innocenti a mezza lasciata. Grazie, andiamo lì. No, un momento, io non voglio essere maledetto di me nipote fino a poco. Ma scusate, Lucetta qui. Beh, cucina carnale. Siamo figli di frate e frate, uno con sangue, lo stesso sangue. Io faccio gettare sangue a st'uomo che non capisce niente. Io ora con sangue fu gettato, io trasfusione fu fatta, non potevo andare a casa? No, un momento. Leonardo, vieni qua.
venite qua una me, Lucetta, hai capito in questa vita che l'amore non si catta e non si vede, perché soldi, terreni e titoli non fanno la felicità di nulla. Io vi perdono e vi prego di perdonare pure sto vecchio sciolgo di vostro zio. Oh, finalmente. Raffaele, è tutto a posto? Questo pace finalmente. Diciamo pace e presto non maritiamo. Dai sta finanziera, Perquisito? Ma capite tutti e due? Niente, stavo parlando col notaro, ci stavo dicendo che sono contenta. E magari io sono contento perché presto non maritiamo. Oh, e finalmente lo sappiamo tutto cose. E ora che tutte cose sono risolte, io voglio dire... Che voglio dire? Avevo sempre suggeritori e quando giù non l'avevo mai. Ah, morro dai. Dice, ora che Graziella sua oso finanzieri, e dice che è armato, ma hai i miei dubbi. Ora Don Francesco si può andare da America con il segretario e a mia mi sviluppa un patino. E lei che ride perché non hai un diritto di avere patito dopo signora? E lei perché ride? Dico, ma per starsi lei a sua moglie? Ah no? E lei non sutta che batti mano, ma per starsi a sua moglie? No, certo, l'unico fissa fui io. E però, cari amici, una cosa voglio dire. Se felice e tranquillo volete campare, la moglie non la rappestare. Treat me so mean, you're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Hit the road, Jack. Woman, don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do it Sunday studio, ain't got no money, you're just another girl. I don't care if you do it Sunday studio, ain't got no money, you're just another girl. Well, I guess if you say so, I pack up my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Ci siamo? Sì, ci siamo. L'associazione Colapesce ringrazia l'Unione dei Comuni, l'assessore Marchetta, il sindaco Nino Di Stefano, i vigili e il service di Filippo Maggio e voi gentile pubblico. Ringraziamo i nostri attori che ora nomineremo, cominciando da Gabriele Bove, Pippo Ponomo, Gabriella, Nino Spada, Stefano Scipiglia, Nicola Spavara, Giovanni Lenda, Valentina Gangemi, Stefano Gattafè e Maria Torrente e il nostro regista Nicola Spada. Ancora abbiamo il direttore di scena Pietro Gangemi che verrà fra qualche attimo qua e l'altra suggeritrice che è Alessia Bove. Tutti qua.
Ci siamo? Ti diamo la buonanotte e speriamo di avervi rallegrato per qualche ora. Buonasera a tutti.